Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, raga, proprio oggi, questa stagione non ci siamo proprio. Barrichello si prende una bella pole, noi finiamo 19esimi. Mai ha fatto un sacco di giri, mai trovato grip, non capisco quale sia il problema, sinceramente. Comincio a essere preoccupato e piove ancora, incredibile. A questo punto andiamo hard wet perché ho visto che le soft sono consumate subito, però sono preoccupato, proprio tutto male sta andando. Build some revs. Vai raga, sono delusissimo e qua il mondiale sta scappando via, ve lo dico. Stiamo finendo male la carriera in Ferrari questa prima parte. Clutch Torneremo out. We're green. sicuramente. 18th place. You have Mamma mia. dropped to 11th. You're in 9th. 9th position. Siamo noni, ma bisogna capire se abbiamo ritmo. Non credo, niente, ma la macchina va a 3 all'ora, cioè. Ma stiamo parlando della Ferrari 2002, è una macchina fortissima. You're in 9th. 9th position. Barrichello mi sembra che abbia perso tantissime posizioni, Rubinho, eh? Sicuramente la pioggia non aiuta. Vorrei fare una rimonta magica, ma di magico non c'è un cazzo quest'anno. Ho buttato via punti anche dove non dovevo buttarli comunque, potevo gestirmela meglio, attenzione. La macchina non tiene un cazzo sul bagnato, proprio una macchina orrenda per il momento. Veramente in difficoltà veneziano Schumi. Questi stronzi mi stanno rallentando anche, ma porca. Adesso superare sta gente. Bah. Tanto Panis fa il giro. Montoya Okay, per good pace. Barrichello Carry on quarto. with the job you're doing. Montoya è prima, ragazzi. Montoya vince il mondiale. 8th place. You're in 8th place. Dobbiamo sperare veramente in un ritiro di Montoya ogni gara adesso. Perché c'è anche Barrichello che è davanti. Cioè, Ralf Schumacher. Cioè, P7 now. P7. sta mettendo tanto cuore veneziano e Schumi. Ma purtroppo i primi sembrano di un altro livello. 2 volte campione. You're falling down the Ragazzi, ma field. That's us basta! into P8 now. McNish, ragazzi, mi supera McNish. P7. You're falling down the field. P7 now. P7. Veramente faccio fatica a capire quale sia il problema. So solo che McNish è più veloce di me. McNish, signori. Il mitologico McNish. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Devo fare punti, ragazzi, oggi. Finora nessun ritiro, sta diluviando. E c'è Bernoldi 17esimo, questo è il problema, Bernoldi. Devo buttarmi, devo rischiare, raga, cioè non posso stare qua a guardare. P6. We have P6. Sta mettendo tanto cuore, ma la macchina non va. Non pensavamo 2 volte campione in carica veneziano, Schumi avesse difficoltà, la Ferrari ha vinto 3 titoli costruttori consecutivi. In questo momento siamo terzi nella costruttori. Tutto sta andando malissimo. Barrichello non è partito per problemi alla frizione in Catalogna. Mi servono ritiri davanti e non arrivano. Io sto veramente rischiando. Ogni traiettoria può essere veramente testa a coda.
Ma siamo sesti, raga, sesti in difficoltà. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Dai, fuori Montoya per piacere. Qua recupero tanto, per esempio. Loro se la stanno dando via fratellino. Montoya è veramente fenomenale, Juan Pablo Montoya. E c'erano voci di un veneziano dopo la Ferrari Williams, ma la vedo dura sinceramente questi piloti. Attenzione, You have bravissimo. P5, P5. Tanti sorpassi per Venezia, un ritiro, non è Montoya però. Attenzione Raikkonen. Adesso McNish, proprio lui. Proprio McNish. Qualcuno ha fatto una Fourth gran cosa position. però, You're in fourth position. Sta guidando veramente da disperato veneziano. Montoya è troppo in fuga. Anzi, già la Panis, ciao. Serve il ritiro di Juan Pablo. Datemi il ritiro di Juan Pablo. Perché la Williams non era sempre affidabile, dai. Niente, non riusciamo a fare un cazzo di fastest. No, qua l'ho rischiato tantissimo. Takuma Sato, trasmissione. Webber ai box. È vicinissimo Raikkonen. Yellow flag, yellow flag. In questo momento devo pensare anche a prendere punti, però non posso permettermi di fallire anche qua. Certo che vedere Olivier Panis a podio. E sto anche perdendo da Oliviero. Non ho tranquillità di spingere la macchina al massimo. È questo che mi porta a avere problemi. Tanta pioggia quest'anno, tanta pioggia. Purtroppo non guadagno niente, perdo e guadagno, fisarmonica proprio. Questa sembra la nostra dimensione. Serve il ritiro di Montoya per avere una chance. Se vince ancora, prendiamo altri punti, la vedo difficilissima. La vedo nera, ragazzi. Forse si ritira Raikkonen. Giro record di Barry. Incidente probabilmente. No, per testa a coda di entrambe le macchine. Qui quanto sto perdendo adesso la Panis, mamma mia. Male. Cerchiamo di portare almeno sto quarto posto, va. Aspetta, una perturbazione piove sempre.
Sto amministrando, ragazzi. Cerco di portare la macchina in fondo, sinceramente. Just 3 laps to go Irvine, now. 3 laps. foratura per Ed Irvine. Ne sta arrivando alla niente, sono gli ultimi giri, proprio siamo in difficoltà. Le gomme non tengono, si usurano subito. Boh, non capisco, sinceramente. Non capisco. Non ti va nei box. Vanno a cambiare le gomme, speriamo. Cazzo, io rimango così, me ne sbatto. Ma non credo. Ai box Raikkonen. Ma è dietro di noi Kimi. Credo. E se c'è Barrichello, Montoya e Panis. Ai ai ai. Yellow flag, yellow flag. Montoya i box. Montoya i box. E qua? Attenzione. Cazzo è Barrichello? Montoya i box sono pazzi però. 2 laps left. You've moved up to P3. Sono pazzi, sono pazzi. No, non è la Ferrari ovviamente. Sono pazzi. Montoya i box, ma non capisco a sto punto cosa stanno facendo. Secondo me stanno cambiando le gomme, ma non mi sembra da cambio gomme. Io me ne frego un cazzo, sto in pista. Cazzi loro, dai che potrebbero regalarmi qualcosa. Dai che siamo ancora vivi forse. E che forse siamo ancora vivi con un po' di culo. Certo che non andranno molto più forte, è chiaro. Ma non so se ci sono stati incidenti di massa, perché... Mamma mia. Questo è il problema, no, non la tengo più. Non la tengo più. Non devo rischiare. Chi non risica non rosica, me ne sbatto il cazzo di un lavoro in città. Comunque non vanno tutti i box. Forse avrà problemi per Montoya. Non vanno tutti i box. This is your final lap of the race. Siamo all'ultimo giro. You've moved up to P3. Voglio il podio, lo pretendo. Siamo terzi, incredibile. Montoya i box. Probabilmente problemi per Juan Pablo. Che a questo punto ha andato i box nel ed era la Raros qua davanti. Ha fatto testa a coda. Forse si sono colpiti a questo punto. Però tanti vanno i box, non capisco. Secondo me non è da cambio gomme. E devo tenere sto podio a tutti i costi. Devo cominciare a guadagnare punticini su Juan Pablo. Un colpo di fortuna, raga, ti prego, non sprechiamolo. Comunque Barrichello se ne sta andando anche Barry, In realtà Barrichello è dietro di noi, mi sembra. Mamma mia. Non la tengo più però, La cosa, ahimè, è ufficiale. Ah. Vince Barrichello, vince la Ferrari. Comunque Coulthard quarto, attenzione. Coulthard sta arrivando. You've moved Coulthard down di the order into merda. P4. That's P4. Mi toglie la posizione. Peccato. Perdo il podio. Perdo punti importanti, ma va bene così. Vai.
Raga, il Kume risponde, la campione, il Kume Shumi. Pole position, primo Shumi, secondo barrichello. Mamma mia, grandissima prestazione. E God, non ti pregono pioggia. Vai. E qua andiamo per dominare la scena. A questo punto non saprei se mettere... neanche posso mettere. Stiamo così allora. Vai. Pole mostruosa. Ha massacrato barrichello. Vai. Oh. Oh. Non devo sbagliare niente. E qua deve cominciare la rimonta. Ho vinto solo una volta a Monte Carlo. Clutch Sembra quella out, red Jordan. green. Montoya parte quarto. Ma saranno gli stessi oggi. Tanto c'è Coulter, Barrichello per la posizione. Attenzione a Barry. Cagate barrichelliane. C'è una macchina già ferma. Ma la santa revota. Ma riparte, forse è proprio Barrichello, incredibile. Noi pensiamo noi sono 10 giri veramente duri. È la gara più stressante dell'anno. Sono Eddie Irvine. Vai. Ha bisogno disperato di una vittoria il Kume Shumi. Vuole salutare la Ferrari con un altro titolo, il terzo consecutivo e il quarto costruttori. Siamo entrati secondi nella classifica costruttori, ma non basta. Il Kume vuole di più. Il Kume vuole tutto. Questa è la curva che odio di più, dove sbaglio anche di più. Ho visto meccanici volare. Primo giro andato, ne rimangono 9. Sarà dura, Beppe. Sarà dura. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Sarebbe bello vedere Montoya fuori dai giochi. Occhio. Mamma mia. Montoya è ultimo, ragazzi. Montoya è ultimo con Barrichello. Sono andati forse ai box entrambi, assolutamente, godo. Mamma che occasione. Occasione titanica. Macchina, non mi tradire, Kume, non tradire, ti prego. Posso riaprire tutto subito. Calma. Ma Coulter è vicinissimo. Io non vado bene come gli altri 2 anni. Come i primi 2 anni in Ferrari. Probabilmente Barrichello e Montoya non andranno a punti. È l'occasione della vita di riaprire tutto prima del previsto. Una gara che insomma non ho fatto grandi cose a parte la vittoria e forse un secondo posto, non mi ricordo. Calma. Anche Coulter ai box. Anche Coulter ai box. Good job. That was the fastest lap of the race so far. McNish secondo, pazzesco. Stanno tamponando tutti, secondo me. Giro record di Salo. Stagione stranissima. Stagione senza un senso logique. Se vince, arriva secondo McNish, rido però, Stagione fenomenale di McNish. Sto concentrato, ragazzi, non posso commentare tanto, è troppo fondamentale sta vittoria. Heidfeld, foratura di Nick Heidfeld. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ti prego, gara, finisci presto.
Che bello avere McNash dietro comunque. Giro record di Barrichello, ovviamente a pista libera Barry sta dominando la scena, Rubigno. C'è una tensione atrocissima. Sembra già un po' gestire il Cume, ma deve stare attento, manca ancora metà gara. No! Ho paura, raga, ho paura. Mi sto cagando sotto, è troppo importante sta gara. Calma, calma, sei 2 volte campione iridato come Sciumi, dai. Veramente McNish è Okay, good lento. pace. Carry on with the job you're doing. Montoya e Barrichello sono ultimi, è pazzesco. I primi 2 del mondiale sono ultimi in questo momento. Noi siamo quarti perché c'è anche Ralph davanti. Ma manca ancora troppo. Manca troppo, Beppe. Manca troppo. Con il stesso tra Barrichello e Montoya, veramente incidente alla santa devota. Entrambi ai box. Ha dato un grosso aiuto qua a Barrichello. No! Mamma mia. 8 secondi, posso andare piano, cazzo. È che non è lo spirito della Formula 1 andare piano. McNish, mi sta rallentando tutti, McNish. Ti amo, McNish. Sei il mio cazzo di idolo, McNish. Mamma mia. Non riesco a commentare, ragazzi, sono troppo concentrato. Tante bandiere gialle intanto. Button, motore. Button l'ha messo bene, motore per Jenson Button. E mica Salo, foratura. Ti prego, macchina, tieni duro. Stiamo massacrando McNish. Mondiale incredibile, stranissimo. Il classico mondiale comendiano. C'è una tensione veramente senza un senso logico. Non c'è logicità in questo. Non c'è logicità. Ti prego, come regalaci il The Dream. Un cazzo di The Dream, come? Il cazzo di The Dream. Go, Kume, go, go, go. Kume, go, go. Just 3 laps to go now. 3 laps.
Bernoldi 11°, io ti amo Bernoldi. Neanche Ralph ha punti comunque per il momento, è incredibile. Yellow flag, yellow flag. Trulli, anche lui era a punti, anche Jarno, sfortuna per Jarno. Ci stiamo giocando tantissimo quest'oggi. Chill ups, rimanai, stiamo massacrando McNish. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Sono Eddie Irvine. Non ce la faccio più, raga, non ce la faccio più, per piacere. Non mi tradire, macchina, ti prego. McNish comunque, della rosa sospensioni, McNish ci ha proprio dato una mano grossa, McNish e Barrichello, l'incidente con Montoya strepitoso per noi, però calma. Manca ancora troppo. E inizia l'ultimo giro. E McNish può fare una storica impresa. This is your final lap of the race. L'impresa di McNish, ragazzi. Proprio piano adesso, me ne sbatto il cazzo del lavoro in città. No. Barrichello ai box, ancora premi per Barrichello, sta tamponando chiunque oggi Rubinio. Sta maturando il secondo successo stagionale per Veneziano. Il Kuma Shumi, questa è venuta pesantissima, nessuno dei competitor sta andando a punti. Ultime curve, e McNish può fare un'impresa che ha dell'incredibile. Attenzione, ultima curva. E il Kuma Shumi vince il Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo in corsa per tutto. Torniamo in corsa per tutto. No. Torniamo in corsa per tutto. Torniamo in corsa per tutto. Ecco, così la voglio. E godo. Yes! Okay, good job, mate. Really well done. That was a Raga, ecco la classifica. Recuperiamo a bomba. Montoya 33, Veneziano Schum 25, Barrichello 22, Coulthard 20. Fino alla Schumacher. Tutto è possibile, probabilmente. Mondiale, bellissimo. Williams in nuovo in testa, ma la Ferrari si avvicina. Quanto godo. Vittorie totali. 2 per Schumikume, 2 per Montoya, 1 per Ralph, 1 per David, 1 per Rubens. 3-3-1, mentre nelle pole stiamo dominando 7 pole per la Ferrari. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!